Annunciata, proclamata, lanciata in grande stile. Doveva essere una bomba esplosiva, invece la miccia si è spenta. Altro che boato, il giorno della protesta ha fatto flop. Un esordio fiacco, quello dei forconi, che ad un anno di distanza si sono ripresentati sulle strade per riaccendere la ribellione contro le istituzioni e il potere costituito. Lo slogan è dimissioni di massa di tutti i politici. Io sono disposto a arrivare anche a cercare di entrare dentro anche al Parlamento. Se dopo con me ci sono milioni di italiani, meglio ancora. Questo è il presidio di Padova. Le folle rabbiose dell'anno scorso sono un lontano ricordo. Anche le forze dell'ordine hanno sopravvalutato le dimensioni della protesta di oggi. Ci sono più poliziotti che manifestanti. Una scena che si ripete anche nel Vicentino, a Montecchio Maggiore, e poi nel Bellunese, a Tai, e ancora nel Trevigiano, a Colle Umberto, e nel Veneziano, a Marghera. La protesta del primo giorno non decolla. Ce n'è tanta quest'anno di gente che dovrebbe scendere in piazza con noi. Oggi è il primo giorno, speriamo di essere in più, di essere tanti. Invito tutti quanti a informarsi su dove sono tutti i presidi nel Veneto e di scendere in piazza e di darci manforte affinché le cose possano cambiare, perché uniti si può vincere, se no... Se nel 2013 era stata una protesta più emotiva, caotica, esplosiva, quella di oggi vuole essere una ribellione ragionata, organizzata, non di pancia, ma di testa. L'identità dei manifestanti è meno indipendentista, il simbolo adesso è la bandiera tricolore. L'impatto è soft, niente blocchi stradali, niente urli, ma c'è un ultimatum irrevocabile che scade il 9 dicembre. Lanciamo un ultimatum e tutto quello che succederà dopo, organizzato spontaneamente dal popolo, diciamo, sarà merito e colpa del popolo, diciamo. Che cosa vuol dire? È abbastanza sibillino così. Significa che noi siamo anche la garanzia del fatto che la protesta assuma dei toni costituzionali. E dopo il 9 dicembre che accadrà? Domanda inutile. È come chiedere a un giocatore di poker che carte ha in mano. Non lo posso dire. Non sappiamo qual è il piano B. Ci viene telefonato la sera del 9 a mezzanotte dove dobbiamo recarci. Può essere che partiamo da qua, andiamo tutti a Roma a fare l'esploit, o può essere che partiamo da qua, andiamo a Roma col fucile e le facciamo tutti.